Un attimo che devo cercare delle già. Eccola qua. Abbiamo risolto, buona a tutti, buon anno. Oggi è di 20 km adesso nelle lampada, la messa è 26. Bene, cominciamo diretto che si tiene bella di oggi, ma sempre qualche cosa che anche ritardare, ma tocca dare la pazienza a chi bicchieret e simula questa videata. E andiamo verso la videata normale e non si dice, come si presenta a Said, si vede due a mano manca, bisogna queste nuvole che bisogna cominciare ad arrivare, a Borteria pone pure abba, ponete, la vediamo eliminata la fotografia, ecco qua, in cat scampiando carcate la nube dai palas a Niegas e dalla zona di Susartu, ma speriamo da chi non sa che la dieta discreta binasca Bessinterro del Bacchireggio che poi cosamento. Il Saravallo non ha rata a copulato in parte fino alla sauna e poi da essa due deve cominciare a provare fino a sassese le ortodie. Crasa ha messo copulato fino alla sastrese, ha salvato e poi caricutieva e a saschimbe e poi torna a restare in mezzo copulato e spalazza ora del 7-0. Osamento che io invece sull'interno del Baccherelli, su Miracolo, sapere su Miracolo, batta essere su Vescovo Mura, este ha salvato e mesa. Bene, andiamo da innanzi, abbiamo il toccamento del comune, avviso pubblico, i titolari di strutture ricettive di cui alla legge regionale 16-2017 devono procedere all'adeguamento a conferma del possesso dei requisiti di classificazione previsti per ciascuna struttura entro le suddette scadenze. Campeggi e villaggi turistici, allora nos interessa alberghi e alberghi residenziali entro il 0708 2026, bed and breakfast solo conferma entro il 3107 2026, domo ex affittacamere entro il 3107 2026, cav case e appartamenti vacanza entro il 3107 2026. La classificazione deve essere effettuata mediante dichiarazione La riclassificazione, scusate, deve essere effettuata mediante dichiarazione autocertificativa da presentare online accedendo alla sua all'indirizzo https www.sardegnaimpresa.eu sbarra it barra sportello trattino unico. Per ulteriori informazioni gli interessati possono concludere e consultare le pagine dedicate sul portale Sardegna Turismo, disponibile al seguente link, eccetera, eccetera. La mancata presentazione della documentazione comporterà la decadenza dei titoli abilitativi, con conseguente impossibilità di proseguire l'attività ricettiva. Poi posamento sempre scriveste bambini digitale, traische opportunità, se babbo si può collegare tramite su CQR, su QR code, scusate, o codice QR, CQR, codice QR o QR code, su 26, cioè Crasa, da essa schimbe a sa sese e mesa. Oh, poi siamo in festa di Santo Stefano, Bitti 27-28 giugno, sabato 27, ore 20, San Bene Ricorda,
non vi chiedete né sai e né sa, Zambenes e Cordas. Era non vi chiedete. Domenica 28, ore 12, Santa Messa solenne. Seguirà pranzo comunitario. Io mi sto portando gli scritti in italiano, poi si rispetta grammatica, sintassi, vocabolario, eccetera, eccetera. Cambio gli scritti in sardo invece. Non sono scritte comunque li pare perché ne regola per una po' più sembra autoflagellante questo popolo. Futuro di Villa Certosa inizia l'era di Altani, che è praticamente un pascià, arriva la conferma Fininvest all'anticipazione data dalla Nuova Sardegna. Villa Certosa finisce nelle mani di un esponente della famiglia Altani, i reali che guidano il ricchissimo stato del Qatar. Futuro a rischio, meno iscritti, fondi da salvare, come vedete sull'Università Tesarda. Il report di Banca Italia, la Sardegna cresce, ma sullo sviluppo pesa l'insularità. Come sta in Costituzione, quindi teniamo da non lamentare. Spissu ritorna in Italia e firma con Napoli. Spissu è il giocatore del basket, pallacanestro, insomma. Anche Crescentini e Motta per i 20 anni di Creusa de Ma. Creusa de Ma, questa è la canzone di Fabrizio De André. Nuova estate, il Festival Taglia e il prestigioso traguardo. Andiamo a Unione Sarda, Sardegna verso i 40 gradi, tra caldo, afoso e acquazzoni, clima tropicale negli ultimi giorni di giugno. Albergo extra lusso a Villa Certosa. In campo sport e turismo, stadio, il progetto Hotel Divide, cioè Bertetta sente chi non che le fa che era un hotel dei stadi, insomma, e quindi per tutta questa questione. L'intervento, la tutela della memoria di Antonello Menne ha suscitato forte scalpore la vicenda che vede coinvolto il noto scrittore e alcune frasi che avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Muggia scomparsa, eccetera, eccetera. Le cronache hanno riportato che nel corso di una conversazione con altre scrittrici legate al premio Strega, il romanziere avrebbe scritto all'autrice scomparsa una certa condotta e poi chiosato con un'equazione parrebbe solo femminile tra insoddisfazione e rabbia. Vabbè, insomma, non entriamo in questa polemica, Viaggi da incubo sulla 131, la Chimo Santo Canto, sto viaggio da incubo, i cantieri sulla Nuoro Olbia aggravano la situazione, stop notturno al transito fino a domani. 2 incidenti a San Teodoro e Marreri paralizzano il traffico per ore sulle strade. La Pinetta a Siniscola riapre ma solo a bici e pedoni. Il dolore nell'isola, oggi l'addio a Battisti e Bandini, cordoglio anche ad Arzana di cui era cittadino onorario. I funerali al Miracolo. È giornata di lutto quella di oggi per Viti che da ieri mattina piange la scomparsa di Battisti e Bandini, figlio illustre della comunità dove nacque nel 1939 e che questo pomeriggio nel Santuario del Miracolo alle 16:30 si svolgeranno i funerali ufficiati dal Vescovo di Nuoro, Monsignor Antonello Mura. Un lutto scandito da toccamento del dolo di Bizzi TV, il social con il quale vi stiamo composto in forma la comunità bittese nel bene e nel male. Il paese e la Sardegna intera è in lutto, in Dolomanni, perché è venuto a mancare il più grande intellettuale da sempre impegnato nell'analizzare la cultura sociale e politica della comunità isolana, difendendone i valori fondanti dell'essere sardi, da sempre presente negli incontri di cui si parlava di musica, lingua, liturgia, pastoralismo,
così di morte, eccetera, eccetera. Lutto condiviso dal sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, esprimo profondo cordoglio a nome di tutta la comunità bitese per la scomparsa di Bacchieredo Mannino, come lo chiamavano tutti in paese dove tornava spesso. Con lui perdiamo uno studioso attento della società sarda, delle evoluzioni culturali, sociali ed economiche negli ultimi decenni hanno portato le diverse realtà agropastorali dell'isola a confrontarsi con i più complessi contesti mondiali caratterizzati dalla globalizzazione. Una perdita dolorosa che la Sardegna intera avverte. L'amministrazione comunale di Arzana, di cui il bambino era cittadino onorario, esprime cordoglio, così come Raffaele VI, presente nella proloco del centro Ogliastrino. Quando Bax mancherà al nostro piccolo paese, dice Sestu, ma soprattutto quanto ci ha lasciato in eredità negli ultimi 30 anni, nei quali è stato sempre presente alle nostre manifestazioni, culminate con la cittadinanza onoraria della quale andava tanto orgoglioso. Ora ha incontrato il suo amico fraterno Paolo Pillonca e da ieri il paradiso è molto più bello. Un paradiso di cui Bacchiredo si potrà affacciare continuando a sfruttare oltre gli orizzonti marini che lui amava, veleggiando come uno spirito lieve sui graniti di Gallure sull'altipiano di Bitti, intrisi del profumo degli elicrisi fioriti. Brava Mariangela. 2. È emozionante. Consiglieri, serve un codice etico. Su questa questione è successo un casino, niente, insomma, consiglieri di chi non si presentano, che non collegato online, non si comprende più nulla. Maria Boi precisa, mi sono collegata da Dubai soltanto per gravi motivi familiari, connessi all'aula da remoto. Mozione di Irene Melis richiama al decoro, a questo viene un post di Rio che comparte, insomma, vabbè, la nata questi numeri di Repubblica, veramente, possiamo deve fare che i numeri del suo popolo sardo che lo hanno nominato. Il dibattito politico si accende su un punto che va oltre le forme, il senso stesso della dignità delle istituzioni e il modo in cui chi le rappresenta esercita il proprio ruolo. Ad alimentare la discussione a Nuoro, l'ultimo consiglio comunale, con collegamenti da remoto ritenuti da più parti non consoni, la presenza di profili anonimi nelle connessioni online e la segnalazione della consigliera Buffoni di offese da un profilo fake che ha alimentato il confronto sulla necessità di regole più chiare e stringenti per garantire trasparenza, riconoscibilità e decoro nelle sedi istituzionali. Chi non si la sente non deve partecipare, e basta, deve restare assente, che non basta sta assente, che non basta deve tornare in aula. Caldo rovente e temporali, il clima folle dell'estate sarda. Oggi allerta gialla per piogge in buona parte dell'isola, ma nel fine settimana si raggiungerà il picco della calura. Namada innantisi, chissà, Unione Sarda, continuità merci, seduta straordinaria, questo problema. Il centro-destra, i sardi continuano a sopportare i costi aggiuntivi dell'insularità, però non si deve lamentare che hanno fatto una battaglia per porre l'insularità in Costituzione e quindi sto a posto. I riformatori chiedono di andare in consiglio entro il 15 luglio, prima della revisione in Europa del sistema ETS. Medici, gettonisti, nessuna proroga. Sanità. Fratelli d'Italia solleva il caso delle trasferte del direttore generale Schaer. Nessuna proroga per i medici a gettone. Lo ha chiarito ieri in una nota la Regione. Il ricorso a tale strumento cesserà inderogabilmente il prossimo 30 giugno 2026.
in conformità a quanto previsto all'articolo 10 del decreto legge numero 34 2023. È stata la Direzione Generale della Sanità a comunicare all'ASL la conclusione del contratto per l'affidamento del servizio di gestione dell'attività di pronto soccorso con guardia medica attiva. La TG ha chiarito di non essere nella possibilità di procedere a eventuali proroghe del contratto, che conseguentemente verrà a scadenza alla data stabilita. Eppure qualche giorno fa era stata la stessa Presidente della Regione e assessora ad interim Alessandra Todde ad annunciare che, se necessario, per garantire servizi essenziali durante l'estate useremo un'ordinanza per prorogare i gettonisti nel pronto soccorso in sofferenza, ma medici a gettoni e quindi nessuna proroga. A Villa Certosa un hotel extra lusso l'ha comprato il Qatar, praticamente l'ha comprato a Villa Certosa. Berlusconi ha ospitato Putin, Mubarak, Tony Blair con la famiglia, in alto il nuovo proprietario Ahmad bin Yassin Al Thani del Sud Qatar. La residenza di Berlusconi è acquistata da una società dello sceicco Al Thani, che ne deve fare un hotel extra lusso. L'economia sarda rallenta, stipendi bassi, no, è veramente una mala e una buona questa istituzione sarda, ma poi dicono che a Savina che il risultato positivo beste, reddito pro capite inferiore del 15% rispetto alla media nazionale, industria in sofferenza, ma volano turismo e costruzioni. Le note liete del rapporto della Banca d'Italia, turismo e edilizia sono i settori che assicurano prezioso ossigeno all'economia sarda. Il settore delle vacanze offre un contributo più elevato rispetto alla media italiana. Nel 2024 l'incidenza sui consumi, secondo il rapporto, è stata pari al 13,7%, 10,2% in Italia. Circa il 44% della spesa turistica è legata alla presenza di viaggiatori stranieri, quota quasi raddoppiata rispetto agli anni precedenti alla pandemia, e quindi va pure dato buono. Il turismo, per esempio, è più 11,5%, presenze più 16,9%, mentre l'inflazione è 1,3% ed è IT dello 0,9%, occupazione più 1%, settore servizi più 0,5%, traffico merci meno 19%, case più 6,2%, reddito pro capite meno 15,5%. Ecco, il Tavola Bay sarà un beach club senza volume in più. Questo è tutta la questione della finanza, che in questo dia è diventato un motivo di protesta, ma è fino di speculazione politica. Bisogna che sono surra che bisogna che a storia appena scrivere qualche cosa, tanto può ripresentare. Parla Tiago Alonso de Oliveira, CEO di amministratore delegato praticamente Ius Hoc, il gruppo brasiliano che investe a Cala Finanza. Medici a gettone, stop il 30 giugno, Todde già pronta alle ordinanze. La regione punta ad una deroga o agli incentivi per salvare il pronto soccorso. Cioè, tanca da un'ala, ma poi non ne potete fare che la manco e lo storno a bere da esatela. Camici sardi in affitto, il contratto è shock. Il turno vale 700 euro, ma penali salatissime. Le due facce della medaglia, compensi d'oro a fronte di regole ferree, multe e divieti e silenzi. Dietro l'apparenza di un normale contratto di lavoro autonomo, l'accordo tra medici a gettone e la società intermediaria MST
gruppo che gestisce le convenzioni in Sardegna nasconde regole ferree e penalità draconiane. Le tariffe per un turno di 12 ore sembrano altissime. Si va ad esempio su un compenso di 700 euro a turno, diurno o notturno, feriale o estivo, per la gestione dei codici maggiori nei pronto soccorso di Tempio, Pausania e Olbia. La tariffa scende a 600 euro per i codici minori nei presidi di Oristano, Nuoro, Sassa, Sorgono, Bosa, Ghilarda, La Maddalena. Altri presidi per i codici maggiori arrivano a toccare 820 euro. Che cosa incredibile! Ma non a tutta soldotore. Università sarde, futuro a rischio, iscritti in calo, fondi da salvare. Il confronto su due atenei promosso da Crenos e Fondazione Sardegna. Insomma, già su questa università va preoccupazione magna. Il destino sembra scritto dai numeri della demografia, ma rassegnarsi non è obbligatorio. È attorno a questi convincimenti che si è sviluppato il confronto sulla sostenibilità delle università sarde promosso oggi da Crenos dalla Crenos o Fondazione di Sardegna, con al centro il calo degli studenti, lo spopolamento e le strategie per mantenere competitivo il sistema universitario regionale. Banca Italia promuove la Sardegna, capacità di crescita e resistenza. Cioè, si è visto prima il Sognione battono un quadro tinto a scuro, in che battono un quadro tinto a colore. Presentato a Cagliari il rapporto della divisione analisi e ricerca economica. Il PIL segna più 0,7%, oltre la media nazionale. Bene, turismo e mercato del lavoro. Quindi come si vede chi lo pinta Goi e chi lo pinta Gai. Tra i ricorsi al TAR e polemiche lo scontro regione e governo sull'autorizzazione con la ZES. Praticamente la ZES è una legge che si sovrappone a qualsiasi legge regionale e per esempio in Cala Finanza ha addirittura cambiato la destinazione urbanistica. No, neanche. Allora, l'OI Porto San Paolo del progetto Tavolara Bay, le cronache riferiscono per la prima volta nel 2024. Soltanto da qualche settimana però la vicenda è balzata all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica nazionale tra mille polemiche. Da quando cioè il progetto turistico ha ottenuto l'autorizzazione unica prevista dalla procedura governativa della ZES per il Mezzogiorno. A quel punto la Regione prepara le barricate, un ricorso al TAR contro la struttura di missione della ZES sulla conferenza di servizi e un altro ricorso pure al Tribunale amministrativo contro il governo che ha rigettato l'opposizione al progetto presentato dalla società che fa capo al gruppo immobiliare IHSF brasiliano di San Paolo. Il progetto della Tavola Rabbei SRL, autorizzato con la procedura ZES, riguarda circa 10 ettari di paradiso terrestre super tutelato davanti all'isola di Tavolara, nel cuore della omonima area marittima protetta. Il progetto prevede la ristrutturazione della celebre Villa Joy destinata a diventare il cuore di un lussuoso beach club immerso nella natura con vista sul mare. Il progetto Tavolara Bay, Cala Finanza, inoltre è solo una parte di un progetto più ampio, circa 100 ettari sempre a Porto San Paolo, con hotel, ville, campo da golf, progetto che però non è ancora stato presentato al comune e comunque sia andiamo a fare questa manifestazione sul primo di questo mese. TFR dal 1 luglio le nuove regole. TFR trattamento fine rapporto di lavoro. Le novità per le prime assunzioni scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare, cioè non vi dà che impone a paccare la pensione.
Il lavoratore avrà 60 giorni di tempo per decidere di rilasciarlo o meno in azienda. Entrano in vigore dal 1° luglio le nuove regole per i fondi pensione e per il TFR. Le novità sono state introdotte dalla legge di bilancio 2026 e interessano al tempo stesso sia le aziende sia i lavoratori, esclusi quelli domestici. Tra le modifiche principali c'è quella della finestra temporale, ridotta da 6 mesi a 60 giorni, per la scelta di lasciare il TFR in azienda oppure destinarlo ad un fondo pensione. La riduzione riguarda i lavoratori assunti dal 1° luglio in poi. In caso di mancata preferenza, dopo 2 mesi ci sarà l'adesione automatica alla previdenza complementare con una iscrizione d'ufficio al fondo del contratto nazionale applicato. Se il nuovo assunto volesse invece mantenere il TFR in azienda, lo deve mettere per iscritto entro 60 giorni dalla firma, e in cui conviene che lo lasciare in azienda, se no non sta anche l'imbolare a mai. Bene, coliamo sull'ultima pagina di politica internazionale. Partite dall'Italia per l'Iran 500 aerei USA. Scontro tra governo ed opposizione, Tajani pronti a riferire in Parlamento. È chiaro che non si cosa che ne ha un strumento per questione politica. Trump deluso da tanti alleati. La crisi. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $75 a barile. La riapertura di Hormuz rallenta le tensioni sul greggio. Wall Street avanza e cerca di scrollarsi di dosso i timori sulle maxi spese effettuate nell'intelligenza artificiale che hanno alimentato la paura di una bolla. Gli investitori cercano di guardare avanti e di trovare l'ottimismo in attesa dell'ondata dei risultati del secondo trimestre e dell'accordo fra Iran e Stati Uniti. Il rialzo dei listini è accompagnato da un calo delle quotazioni del petrolio, grazie al passaggio di più petroliere attraverso lo stretto di Hormuz e all'allentamento delle preoccupazioni su un calo delle scorte. Stati Uniti all'angolo. I paesi del Golfo lavorano per riconciliarsi con Teheran. Questo possa americano è una bella nota. Un summit di riconciliazione al Riyadh tra i paesi del Golfo e l'Iran all'indomani della guerra. E l'ultimo sviluppo in Medio Oriente, mentre i colloqui tecnici tra Washington e Teheran proseguiranno il 29 e il 30 giugno in Svizzera, come annunciato dal segretario di Stato USA Marco Rubio, e la IEA conferma le ispezioni ai siti iraniani, smentite però dagli Ayatollah. La capitale dell'Arabia Saudita dovrebbe ospitare in una data non ancora nota un vertice volto a ristabilire e rafforzare le relazioni tra le nazioni del Golfo, l'Iran e possibilmente altri paesi vicini della regione. Un summit che si svolgerà indipendentemente dai negoziati attualmente in corso tra USA e Teheran. Ciò significa che i principali attori della gestione della regione si stanno muovendo da soli, sganciati dalla politica americana. Con il conflitto in Iran è stata finora solo dannosa. Va bene, con questo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa con una sigla di Tancattura, ecco qua. A mezzo vedrete, buona tutto da Vizi TV, adioso e mezzo
appuntamento a stasera, che me la fa che sa diretta, adesso interro del Bacchi Bambini.